aspetta, cura brusia di notti barini, incantati giassori innamorati, ai cocci rimedi serenati, cantati con chitarra e mandolino. Luna di capitano, mi fa innamorare, mi fa innamorare, mi fa innamorare. Ci sono delle persone che in Sardegna fanno tanto per la musica. Noi siamo oggi all'interno di uno studio di registrazione appena nato, direi da qualche anno, forse un paio d'anni, e siamo in compagnia poi di colui che la musica, oltre che farla, la costruisce nel vero senso della parola. Siamo in compagnia di Pinuccio Cossu. Buonasera. Ciao. Buonasera, ciao Po, bellissimo Il piccolo, l'hai chiamato? questo momento è bellissimo. Che bellissimo questo momento. Che sai che siamo molto amici, no? Quindi. Allora, intanto ti devo fare i complimenti per questi due album, uno dei quali è un po' del mio tempo migliore, in cui Pinuccio usa canzoni già esistenti per riproporle poi in una versione strumentale. Lui è un chitarrista. Sì, infatti questo è un album che appunto mi ricorda appunto quando ero ragazzino, e quindi ho voluto riproporre questi brani che mi ricordano appunto quando li suonavo da ragazzino, quindi mi hanno regalato tante emozioni, li ho voluti riproporre, e quindi niente, è una cosa che mi ha dato tanta soddisfazione questo lavoro. E poi un nuovo album, Nostalgie, nel quale sono contenute delle cover ma anche 3 canzoni inedite. Ora in sottofondo voi sentite questa che è intitolata Quanto mi manchi, e io direi di regalare proprio a Pinuccio Cossu, in occasione di questa canzone, anche un momento di passaggio per ricordare quello che è stato il nostro trascorso di spettacoli insieme. E allora con Quanto mi manchi, eccolo qua, una piccola videoclip dedicata proprio a Pinuccio Cossu. Giuro io non vorrei finisse mai per noi. Pinuccio Cossu! Ti amo molto amore, tu lo sai. Proviamo ancora a non lasciarmi mai, lo sai, non è possibile senza te. E qualche volta vorrei anch'io restare accanto a te, ma non ci Ma quanto è difficoltoso oggi Pinuccio, come dire, sopravvivere in questo mondo di spettacolo e di musica? Tanto, ma non solo, secondo me è proprio una questione internazionale, cioè proprio la musica bisogna farla, secondo me, cioè crederci col cuore. Cioè, Uno lo fa perché la ama poi, no? esatto, la fa proprio perché la ama, e quindi se pensa giustamente a tutte le cose che non funzionano, uno non canterebbe più, non suonerebbe più. Invece noi come te appunto lo facciamo appunto col cuore in mano, e cerchiamo di andare avanti così. Tu hai uno studio di registrazione, abbiamo esordito proprio parlando del piccolo studio tuo, lo studio di Pinuccio Cossu, e mi viene in mente però così un piccolo appuntino, perché la musica ormai non è più come una volta, oggi si scarica da internet, oggi è difficile vendere i dischi, ma per chi come te fa la musica e poi sopravvive dalla musica, quanti problemi ti sta creando questo nuovo mondo della commercializzazione musicale? Ripeto, io lo faccio per passione, e quindi insomma anche le briciole mi vanno bene su questo mondo musicale un po' contorto, un po' appunto. È cambiato tanto nel frattempo. È cambiato tanto. Dai tempi in cui suonavi con il duo Pugioni, che ti occupavi di tradizioni, a oggi cosa è cambiato? Devo dire un po' tanto,
un po' tanto perché insomma, anche perché prima forse con una voce e una chitarra si riusciva a dare delle emozioni forse più grandi, mentre oggi forse con l'elettronica, col gonfiare questa musica sarda, secondo me c'è un po' di diversità, si vede. Sì, sì. Probabilmente si sta anche un po' generalizzando, forse c'è troppa improvvisazione, diciamo le cose come stanno. Io ne ho parlato poi tra l'altro non solo in quello che è il campo della musica, ma in quelli che sono i vari campi dei veri lavori professionali. Mi sembra che ci sia troppa improvvisazione anche nel tuo campo. Sì, è vero, sono delle situazioni che bisogna saper prendere al momento, perché ti rendi conto che queste cose vanno prese sempre con le pinze, bravo, non mi veniva la parola. Allora, sì, tu non sei abituato a parlare, sei più abituato a suonare. Allora, io adesso proporrei una cosa, per te un piccolo regalo per ricordare anche quelli che sono stati il trascorso insieme negli spettacoli nelle piazze, e poi l'appuntamento verrà rinnovato alla prossima puntata, ancora a parlare con Pinuccio Cossu e a parlare poi di questo disco che a me piace tantissimo, che lo ricordiamo, è intitolato Nostalgie. Noi ci vediamo prossima puntata ancora con Pinuccio Cossu. Siamo a Sassari e Pinuccio, ma dico, se intanto Pinuccio Cossu, dovete sapere, è uno dei grandi chitarristi storici, ma non di Sassari, storici in Sardegna. Alzati Pinuccio, l'avrete visto tante volte in varie trasmissioni, Videoline, in Rai, ha seguito il duo Pugioni per tanti anni, ma non solo. Ha seguito me, vabbè, un lavoro discografico che ho fatto qualche anno fa, che è stato l'arrangiatore di quel disco, ma non ne voglio parlare del mio disco. Parliamo della tua esperienza come compositore, anche come musicista. Quanti anni è che fai questo mestiere? Sei un vecchietto, diciamole come stanno. Sì, dai, Paolo, lo sai che siamo veterani nella... No, parla per te, io sto nascendo, voglio dire, ho 25 anni appena sì, compiuti. 25 anni, sì. Sì, vabbè, ciao. Vabbè. Io chiedo un po' al pubblico, abbiate pazienza, il numeroso pubblico. Signora, mi scusi, c'è una canzone sassarese che in qualche modo gli è rimasta nel cuore? La melanzana in forno. Vai, la melanzana in forno, via! La melanzana in forno è buona e assai chita, è meglio di la fava, più buona di l'anghita, ma se condita bene, con aglio e peperoni, ti friggi un bella canna, la melanzana, ti friggi un bella canna, la melanzana di Rotinda. Bravi! Oh yeah, mamma mia! Ci mancava quella! Complimenti veramente! Grande l'applauso, facciamoci sentire! Più forte, urliamo tutti insieme!